Il primo osservatorio regionale sulla violenza contro le donne è nato nel pomeriggio dall'Assemblea del Consiglio regionale Veneto a Palazzo Ferrofini a Venezia. Approvato con voto unanime il provvedimento che lo istituisce, si occuperà di analisi, monitoraggio, valutazione delle leggi e iniziative atte a prevenire questo fenomeno. Nicola Accardo. Il Consiglio regionale del Veneto è il primo a dotarsi di un osservatorio sulla violenza contro le donne. Il voto delle forze politiche a Palazzo Ferrofini è stato unanime, anche se non a tutti è piaciuta la definizione di patriarcato come impalcatura sociale proposta dall'opposizione. 5 esperti ed esperte senza portafoglio analizzeranno il fenomeno e proporranno soluzioni direttamente al Consiglio. Verranno nominati entro 3 mesi, resteranno in carica per la durata di ogni legislatura. Dal femminicidio di Giulia Cecchettin sono state 113 in Italia le donne vittime di violenza. Quel dramma sconvolse 2 famiglie bianche, venete, benestanti, aprendo un'infinità di interrogativi. Al padre di Giulia, Gino Cecchettin, verrà proposta la presidenza onoraria dell'osservatorio. L'idea di fare un osservatorio che si occupi di approfondire questo tema e di chiedere a Gino Cecchettin di aiutarci in questo percorso, apprezzando moltissimo l'approccio che ha avuto in questo anno, riuscendo a trasformare appunto un dolore lacerante in un'attività a servizio della sua comunità, credo possa essere un segnale importante, direi anche incoraggiante.